Allora, fra le mie diverse attività c'è anche quello di curare alcune riviste abbastanza note nella mia zona, oltre che occuparmi di editoria e storia locale. Diciamo che proprio recentemente abbiamo fondato questa nuova rivista che si chiama Trinachie, è arrivata ancora al secondo numero, ma che ha tutte le potenzialità per fare, diciamo, una lunga carriera e interessare agli storici, che sono tutti quelli che si occupano di storia locale. È figlia di una rivista stampata dalla Società Calatina di Storia Patria e Cultura, un bollettino che nasce agli inizi degli anni 1992, se non ricordo male. Il primo volume è dedicato esclusivamente a documenti d'archivio riguardanti il terremoto del 1693 e che poi si è sviluppato per una decina di numeri successivamente fino al 2006-2007 con un volumone che ripresenta i lavori di Antonino Ragona, che è quello che ha risuscitato la ceramica di Caltagirone, che ha fondato la scuola della ceramica e che in occasione della sua morte gli hanno dedicato il volume. Subito dopo abbiamo fatto una nuova serie sempre di questo bollettino, chiamandolo Val di Noto. Sono usciti 2 volumi sempre attinenti alla storia, all'archeologia, alle tradizioni popolari che riguardano sempre il territorio intorno alla piana di Catania. Nel 2009 un certo signor Megna, un pensionato di Palagonia che investiva la sua pensione nella stampa di libri che riguardavano il paese di Palagonia, quindi un benemerito, lui viveva andando a raccogliere le erbe in campagna, viveva soltanto di cose di campagna, perfino l'acqua andava a prendere nelle sorgenti, quindi non spendeva una lira della pensione. La pensione veniva dedicata a stampare manifesti contro l'amministrazione comunale di allora, che era sorda, e a fare dei manifesti che appendeva in tutto il paese, a fare dei concorsi per i ragazzi della scuola, sempre regalava le biciclette ai ragazzi che glielo chiedevano. E prima di morire mi ha detto: Antonio, fammi una cortesia, qua ci sono 5 milioni di lire, allora per cortesia quando morirò stampa un libro per me. E questo progetto è andato avanti e mi sono incontrato con diversi studiosi della zona di Palagonia, Scordia, Vizzini, e si è pensato di fare poi una rivista riguardante il territorio in senso lato, diciamo, soprattutto sulla microstoria in qualche modo. E nasce così la Trinachie, che raccoglie studi di studiosi più o meno importanti, spesso anche professori universitari, laureandi. Infatti ci sono spesso studi estratti da tesi di laurea che altrimenti non avrebbero avuto, diciamo, visibilità esterna, diffusione. E il primo volume infatti è dedicato al signor Michele Megna, come avete visto. E questo è il capitolo, l'indice. Io leggo purtroppo male, ma comunque vediamo un pochettino. C'è una scheda che riguarda proprio il signor Megna. È possibile intenderlo? Si può fare. Luciano, leggi. Io purtroppo sono. Allora c'è sì, scendiamolo un pochettino, ecco. Abbiamo ancora un poco, grazie. No, che non scende, deve scendere, così sale. Ecco, perfetto. Allora c'è una scheda su Michele Megna che io chiamo Palicanos, perché diciamo Paliché era l'antica Palagonia secondo lui, e quindi il Palicanos inteso come palagonese, ma nel senso più antico del nome, quello più bello. C'è uno studio sulla grotta di Sant'Agrippina che secondo molti era un castello ingrottato, poi utilizzato come romitorio e successivamente è diventata una chiesa, dove ancora oggi fanno le verginelle a Mineo per la festa di Sant'Agrippina, portano i ragazzi dentro questa grotta.
Poi c'è uno studio sul prosecuto di magia, sono dei processicoli scovati nell'archivio di Pisano di Catania sui processi fatti a delle donne che sono accusate di magia, e quindi anche questo è un argomento non facilmente riscontrabile diciamo, nella bibliografia conosciuta. C'è un lavoro di Elisa Bonacini sugli insediamenti romani nella piana di Catania, un mio studio sul confraternita siciliana, perché per esempio una di questa realtà importanti in moltissimi paesi è totalmente sconosciuta. Io non so quanti di voi conoscono testi che riguardano proprio le confraternite, non esistono. Io attraverso una serie di documenti riscontrabili presso l'archivio di Stato di Napoli ed altre cose ho fatto un catalogo delle confraternite siciliane dell'Ottocento, ne ho catalogato circa 675 se non ricordo male, utilizzando queste fonti. Poi abbiamo Luigi Lombardo che si occupa di un gioco stranissimo perché si usa con le carte dei tarocchi ed è una specie di scopa scientifica molto particolare dalle regole particolarissime, complicate, che sinceramente non ci ho capito niente, tanto per capire, però ancora a Mineo si gioca, anzi ci sono dei tornei importanti. È un gioco che probabilmente viene dalla Spagna e che si conserva in uno o due comuni della Sicilia. Poi abbiamo Claudio Parisi che si occupa di pittura, è uno studioso di storia dell'arte. Non approfondisco perché lui entra nelle chiese, fotografa quadri e poi li mette insieme in base alle tipologie che io non ho mai capito, non è il mio campo, quindi non riesco a leggere altrimenti. Allora, vabbè, vediamo. Poi c'è una cosa, ecco, sì, sempre attenendo alla questione dei mulini, c'è uno studio fatto da Margherita Riggio sui paratori proprio di Ricordia Eubea, dove ha trovato dei contratti del Cinquecento che porta alla conoscenza. Abbiamo lo studio di Luigi Sanfilippo che era l'assistente del professore Ligresti, sulla vita di alcuni personaggi della Chiesa che si sono occupati di scienze nell'Ottocento, un lavoro di Domenico Ventura che è professore di storia economica alla Economia e Commercio sempre di Catania, che si occupa su questo lavoro fatto da Fauvel, che era un sottintendente di Caltagirone, che descrive l'ambiente, l'agricoltura, la società di Caltagirone e dintorni subito dopo l'unità d'Italia. Credo che questo sia completo, questo è il primo volume. Come vedete c'è un bel po' di materiale di un certo interesse. Poi abbiamo, purtroppo è morto il professore Ligresti, carissimo amico, oltre che un grande studioso, e il secondo volume necessariamente l'abbiamo dedicato a lui. Tra l'altro lui prima di morire mi ha chiamato e mi ha detto ti consegno il mio ultimo lavoro, fallo uscire praticamente. E allora, questo è un volume ancora un po' più articolato, conviene partire dall'altro, sì? Vediamo se lo facciamo. Quindi dillo, se devo fare il testamento lo do a te. Sì, fallo che io ti pubblico il libro, non ti preoccupare. Allora, anche qua abbiamo un ricordo del professore Ligresti fatto da Giuseppe Barone, che è il preside della storia di scienza politica a Catania, un lavoro bibliografico fatto dai suoi più vicini collaboratori e il lavoro fatto da Ligresti poco prima di morire sui Cavalieri di Malta. Poi abbiamo un lavoro fatto da Salvatore Di Stefano su Palazzolo Agreide e sugli ultimi scavi all'interno del castello, dove hanno trovato anche della ceramica molto particolare. Poi abbiamo due studi fatti da due studiosi, uno un architetto e uno un storico dell'arte, che riguardano il castello di Mongialino in territorio di Mineo. Abbiamo un lavoro di Giampaolo Di Stefano sulla oreficeria siciliana e aragonese nei musei siciliani, un altro lavoro di Claudio Parisi sempre su alcune pale di altare e quadri nelle varie chiese di Caltagirone,
un lavoro di Luigi Lombardo, un etnoantropologo importante, collaboratore di Antonino Uccello, su Mario Menniti e Daniele Montaleone, che sono coevi di come si chiama, famoso, il nome sta venendo, il famoso pittore che scappa da Roma, va a Malta, non mi veniva, che devo fare? Che devo fare? Non mi veniva. Poi c'è un lavoro mio che utilizzo una memoria del 1700, tra l'altro sconosciuta, dove nella ricostruzione di Scordia post terremoto trovano un teschio di elefante, e su questo innesto una ricerca sui ritrovamenti di questi animali fossili che poi portano al mito di Polifemo. Poi abbiamo un lavoro di Nito Di Cara su un grande politico di inizio Ottocento, che è questo Bocalossi, che pubblica diverse opere come si dice, risollevare la popolazione, tutte queste cose qua. È un illuminista settecentesco che ha comunque ripercussione anche tarda. E adesso come facciamo a tornare sopra? Sopra nella parte alta, ecco, per continuare. Poi abbiamo questo lavoro di Mario Rossi, che è un pittore settecentesco, che si trovano all'interno di questa collezione privata di Palermo. Abbiamo sempre il lavoro di Luigi Sanfilippo su alcuni personaggi benedettini che pubblicano lavori scientifici in Sicilia. Un altro lavoro di tipo artistico che è di Paolo Garufi, che si occupa di un pittore molto importante del Militello, che è Giuseppe Barone. Ed infine questo lavoro fatto da Luigi Uboldi, che è un incisore degli anni 60, che crea anche ex libris per Papa ed altri personaggi importanti in Italia. Niente, questi sono i due numeri. Speriamo di continuare su questa strada, anzi se siamo seguiti dal professore Barone, credo che sia la cosa migliore che si possa fare. Bene, grazie.